Se sei siciliano, questo ricordo lo senti ancora sotto la pelle. Arrivano le prime piogge e con loro ritornano le lumache della nostra infanzia. I vaccareddi, le rigatelle, i intuppateddi, grigi con il guscio sottile, e infine loro, i crastuni, i più grossi, i più attesi. Mia nonna li raccoglieva all'alba, con il grembiule annodato in vita, e appena rientravamo iniziava il rito antico della cucina siciliana. Dopo alcuni giorni a spurgare, acqua, sale, alloro e aglio rosso, e quel profumo invadeva tutta la casa, come un richiamo. I francesi ne hanno fatto un piatto gourmet, elegante, da ristorante, ma noi siciliani no. Noi li mangiavamo come il popolo vero, bolliti e poi passati in padella con pomodoro, cipolla, origano e, chi poteva permetterselo, una grattugiata di pecorino stagionato. Era un piatto povero, sì, ma capace di unire tutta la famiglia. Ognuno con la sua spilla, ognuno con il suo crastuni da tirar fuori dal guscio e un pezzo di pane da inzuppare nel sugo. E i crastuni si raccoglievano a luglio, subito dopo le prime piogge. Dimmi la verità, tu in famiglia come li chiamavate? E soprattutto, li mangiavi anche tu?